territoriale per le politiche giovanili di Alghero, quindi prendi le persone, magari prendi le persone. lei è molto brava, una musicista professionista, è già la seconda volta che ho il piacere di essere accompagnata nelle letture da lei. Allora, Ecco così per... inizialmente volevo iniziare con il mio testo, invece preferisco invece leggervi dal libro di Giulia Spada. Non so se qualcuno di voi l'ha già letto, vi consiglio eventualmente di leggerlo perché è un libro bellissimo, terribilmente direi bello, terribilmente, vi dico perché. Sono morto come un Viet Cong, leucemie di guerra. Allora uno penserebbe, no? Cosa? Parla di qualcosa che c'è lontano, invece no. Questo libro è stato scritto dalla figlia di un professore di istituto superiore di un paese che è vicino a Quirra, non si sa, non è ben definito il paese, ma sappiamo che per ovvi motivi non è detto il paese qual è, e questo professore è morto come tanti altri abitanti di questo centro e di tutti i centri limitrofi alla zona militare, all'università di Quirra, è morto per la leucemia. È una sorta di diario che il padre le fa come se il padre gliel'avesse dettato. Ed è struggente, ma non è mai malenso. Conserva sempre quella forza di denuncia che non cade mai nel pietismo, nella lacrima facile, non si piange, ci si arrabbia con questo libro. Anche quando lei racconta un episodio, che questo realmente è successo, in cui il padre un giorno decide, il giorno del suo compleanno, decide di spiegarle che cosa è successo in Vietnam, e le fa vedere, dice, allora, lei mangiava una cosa che da quel giorno non ha più mangiato, perché gli ha detto, d'accordo con la moglie, ha deciso di farle vedere il filmato in cui gli americani bruciavano i villaggi con napalm, dove c'erano i bambini, che conosciamo tutte quelle foto. Quindi lei ha scritto questo libro di denuncia dove si parla di tanti studenti di questo suo padre, che era un insegnante, che sono morti di leucemia, e poi tutte le vicende. Io vi leggerò due pezzi, perché sono, anche per non svelare troppo, perché vale la pena di leggerlo. Allora, il primo pezzo è La tempesta. Il ragazzo non è ancora tornato a scuola, quindi ci siamo decisi a chiamare a casa. Al telefono ha risposto sua madre, una donna forte e schietta, contadina per destino e per vocazione. Riesce a far crescere nel suo terreno qualsiasi cosa abbia anche un solo accenno di radice. Suo marito ha la pelle scura, che sembra un pregiato vaso di terracotta, e i denti bianchi di avorio litigato. I loro ragazzi sono tre giovani virgulti, saldi e tenaci, venuti fuori con le radici ben piantate nel cuore e le fronde aeree, a caccia di meraviglie portate dal vento di levante. Gesti ancora aspri, come di olive non mature, ma che promettono armonia se solo coltivate con amore. Cresciuti nell'orto a rincorrere le galline e tra gli alberi alla ricerca dell'arancia più alta. Tre terremoti incapaci di stare seduti su una sedia, curiosi, impazienti. La voce dall'altro capo del filo era arida, come quando il caldo secco rompe inquadrati la terra sotto il sole. Il discorso che avevo in mente si è volatilizzato in un istante e senza troppi convenevoli ci siamo dati l'appuntamento a scuola. La signora ha chiesto con una fermezza che male si accoppiava con la fragilità del tono che tutti i professori fossero presenti. Nel giro di un'ora eravamo riuniti tutti quanti nella sala professori. Nessuno fiatava. Una collega ha riposto il ventaglio trovando insopportabile il modo in cui rompeva il silenzio. Tutti concentrati sulle unghie delle mani e sui nei delle braccia. Siamo quasi sobbalzati quando il bidello, che ha annunciato che la signora era arrivata, vestiva di tristezza, di quel blu che si prepara al nero, una gonna appena sotto il ginocchio, camicia abbottonata al collo, una catenina con crocifisso d'argento adagiata sul petto.
tacchi bassi di chi è abituato ad andare scalzo in casa, i capelli lavati di fresco che difficilmente stanno ordinati in una coda. La bronzatura che il lavoro nei campi regala ai contadini era di colpo sbiadita, come se qualcuno distratto vi avesse gettato sopra una manciata di cenere. Non si è accomodata la signora, le sue radici non avrebbero retto il peso delle fronde tristi. Prima di parlare ci ha guardato ad uno come per farsi coraggio e poi, modulando la voce con fatica verso il tono deciso di un tempo, ci ha detto che suo figlio è molto malato. Era stato portato di urgenza nel grande ospedale della città, nel quale gli hanno riscontrato un tumore del sangue, leucemia. Per un po' di tempo non sarebbe stato in grado di venire a scuola. E a questo torrente di parole nessuno di noi ha provato a mettere argine. Una volta capito che la signora aveva terminato, eravamo come in una bolla. Non percepivo più i rumori da fuori, non solo quelli del mio organismo, amplificati. Una lacrima si faceva strada nel trucco del viso della collega d'inglese. Le parole pietrificate nelle corde vocali, le mani in un foglio di velina. Leucemia, tumore del sangue. Ho provato a rassodare la gelatina che avevo al posto del cuore e ho articolato in modo ridicolo un suono. Ho dovuto schiarire la voce più volte prima di poter dire che avremmo fatto in modo che al ragazzo non mancasse niente e che anzi avremmo creato un programma parallelo per lui e lo avremmo aspettato per le interrogazioni e le verifiche, presto. A quel miraggio di futuro nel quale il figlio non avrebbe potuto specchiarsi, lei svenne. Il cuore mio collassò come quando la tempesta abbatte i tronchi degli alberi in montagna.